Michele Bazzana chiude il ciclo di incontri con gli artisti del Nord-Est contemporaneo, promosso dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone presso il Centro Culturale Zanussi e curato dal critico Angelo Bertani. Michele Bazzana vive e lavora a Codroipo e realizza opere artistiche che ricordano l'idea della macchina, un insieme di componenti che riproducono un movimento e un'azione. Le cose che mi interessano sono appunto i macchinari, il muoversi, come funzionano le cose, i congegni, quindi recupero un sacco di oggetti, li smonto, li rimonto, provo a costruirne altri, vedo cosa succede se faccio le cose che ti dicono di non fare da piccolo o ti dicono di non fare tuttora. E mi piace molto prendere la soddisfazione di riuscire a far funzionare una cosa quando ti dicono no, non può funzionare. Ma perché proprio la macchina? Cioè la macchina come simbolo della vita o... Ma la macchina come simbolo della vita, non lo so, come simbolo della persona forse, nel senso che iniziano ad avere quasi dei loro modi, se c'è un determinato clima funziona in una maniera, specialmente se hai legni o parti elettromeccaniche, no? Che sono molto influenzate dall'umidità o dal troppo secco, troppo caldo, troppo freddo, appunto perché molto artigianali, molto fatte in casa e quindi hanno dei seri problemi strutturali che in realtà gli danno una vita, nel senso che le rendono più vive. Nelle tue opere c'è sempre un muro, un cavo, una fune, un qualcosa che blocca la piena espressione dell'essere. Lo rendono prigioniero, quasi schiavo. Ti ritrovi in questa descrizione? Sì, è uno dei vincoli più grossi che abbiamo. Chiaramente io lo identifico con delle cose fisiche, però sono altre cose che ci stanno attorno. E per te è possibile il raggiungimento della libertà? Dipende cosa si intende per libertà. Io mi ritengo libero perché bene o male faccio quello che voglio ogni giorno, però nella libertà selvaggia non lo so. Ci si imbatte in questi che sono dei limiti proprio della fisicità? Eh, sì, non siamo più abituati a quel tipo di fisicità, no? Cioè, se dovessimo cacciare o coltivare senza tutte le tecniche che abbiamo adesso, penso sia molto difficile. Eh. Nelle tue opere contempli una dimensione metafisica che può ipotizzare il superamento di questi muri, di questi cavi? No, il più delle volte sono le macchine che si distruggono, quasi degli autoritratti. Più volte hai partecipato a workshop o a residenze artistiche. Ci puoi raccontare una di queste esperienze? Mi ha segnato molto l'esperienza a Parigi, anche perché era un bando a livello nazionale, c'era un posto solo, quindi sono stato molto contento di poter partecipare a questa residenza. 3 mesi a Parigi non ti cambiano la vita, però gli danno una grossa mano. Specialmente per me, che sono sempre vissuto in Friuli con pochissime esperienze a lungo termine fuori da qua, stare in una grande città che è molto differente da Milano e molto differente da Roma, che sono le città che siamo abituati a conoscere, hai un approccio differente sia col tuo modo di fare, nel mio caso specifico perché è lontano da tutti i miei attrezzi e quindi sei costretto a pensare, ma sei anche facilitato a pensare, nel senso che vuoi vedere, non so, il museo del mare, vai a vedere il museo del mare, vuoi vedere il museo della macchina, vai a vedere il museo della macchina. Cioè c'è tutto sempre a qualsiasi ora ed è molto importante per uno che fa ricerca, cioè puoi trovare sia luoghi dedicati a questo, sia persone dedicate a questo, quindi è un bel incrocio di energie.